Matteo Renzi in Veneto. Il Presidente del Consiglio sembra averci preso gusto. Soltanto sabato era passato prima per Verona e poi nel Trevigiano, a Spresiano, dove aveva incontrato il GOT dell'impresa di Marca, da Benettona a Zoppa a Sapolegato, in un'assemblea degli industriali mai così partecipata. Al cospetto del Presidente anche uno stuolo di sindaci, politici e rappresentanti delle istituzioni. Per lui, nel Veneto che applaude e quasi adora il suo Presidente di Regione, che un giorno chissà sarà anche suo antagonista in una competizione nazionale, è stato comunque un bagno di folla. Venerdì 16, a meno di una settimana da questo passaggio a nord, Matteo Renzi tornerà in Veneto, stavolta a Venezia. Abbiamo il piacere di ospitare ministri degli esteri di tutti i paesi del mondo, chiaramente invitati dal nostro governo. Matteo Renzi in particolare sarà presente alla cena a Palazzo Ducale. A Venezia si terrà un meeting dedicato al tema dei cambiamenti climatici e al problema dell'innalzamento dei livelli dei mari. Vi parteciperanno i ministri degli esteri di 40 paesi. A Palazzo Ducale si terrà anche una cena ed è stato Matteo Renzi in persona a chiedere ospitalità al sindaco. Ci ha chiesto e noi ben volentieri siamo contenti che abbia scelto Venezia. Sembra che al Presidente piaccia il Veneto, tanto che sabato stava quasi per accettare l'invito dell'amico Giovanni Manildo, sindaco di Treviso, ad inaugurare anche il rinnovato e restaurato Museo Bailo, gioiello culturale della città. Sfortuna vuole che l'inaugurazione sia soltanto fra un paio di settimane. Sarebbe stato troppo, se ne è reso conto, ma manderà il suo ministro ai beni culturali Franceschini. Sì, Renzi loves Veneto e probabilmente i suoi possibili voti.